addosso. La mia fede è profonda, come il picchio che vola nel bosco. Cantiamo l'inno della vittoria. Volano, voliamo con te. Ti amo perché sei la squadra migliore che c'è. Vola sempre più in alto, con coraggio noi lottiamo. Miti avanti andiamo, volano valle per vincere. Nome dell'onore e della gloria, nella sconfitta il volano è il nostro amore. La nostra storia, la nostra vita, siamo con te. Volano, voliamo con te. Ti amo perché sei la squadra migliore che c'è.
termini del sole balneare provincia di Bergamo, la 20ª giornata del campionato di Serie B del girone A con il confronto la pallavolo contro Leoni e la Rottica Solare Volley. Allora la Rottica si arriva portando a casa un punto nella partita contro la capolista Villa Cortino, ricordando oggi riuscire a fare un resto di periodo molto importante oggi per noi fare il risultato della sconfitta di Polziani che ha perso per 3-0 sul campo di Tantena, che è molto importante per l'Inter No, era già punto di prima, però io ho detto se è punto magari lo vabbè, abbiamo parlato vuoto, vabbè, purtroppo vi do comunque la buona serata. Adesso sto parlando? Ok. Vi do comunque l'augurio di una buona serata da parte di Lorenzo Minacapelli. Questa è la 20ª giornata del campionato Serie B1 Girone A. Pallavolo Donco Leoni contro Rotoplas Volano Volley. Al commento tecnico qui con me per oggi c'è Lorenzo Raffaelli, allenatore delle giovanili. Buonasera Lorenzo. Ciao a tutti, buona serata e buona partita al Volano Volley. Ecco, possiamo dire già buona partita. Allora, sintetizzo quello che ha detto Lorenzo prima nel commento, quando è stato il punto, lui ha detto che vedendo la partita che ci sarà oggi dovrebbe essere un incontro abbastanza facile perché li ha visti allenarsi molto bene, direi, giusto Lorenzo? La settimana le ho viste allenarsi bene, convinte, speriamo veramente che facciano quello che hanno fatto durante la settimana di allenamento, quello certo e sicuro. Perfetto, allora fra pochissimo le ragazze scenderanno in campo. Ovviamente saluto Silvia Briani che è saluto Silvia Briani, ok, potevi smentirmi, tranquillo. Saluto Silvia Briani, la nostra responsabile streaming, e anche Alan Berloffa che come ogni giornata ci fornisce l'attrezzatura. Allora, gli arbitri dell'incontro di oggi sono la signora Ioara Azzetti di Cagliari e Francesco Casti di Cagliari. Questi sono la terna arbitrale di oggi. La buona notizia, giusto per dire una battuta veloce, è che il nostro direttore sportivo Simone Zoni è seduto in una postazione in cui difficilmente può cadere, quindi non accadrà come col Club Italia con Sondrio, diciamo così. Allora, che dire, vi auguriamo un buon divertimento. Noi siamo qua al Palatermi di Trescore Balneario e voi invece magari che vi state gustando la vostra cena o magari una bella birra,
accomodatevi sul divano e godetevela. E ti fate volano volley. Assolutamente. Allora vediamo il sestetto della formazione di Diego Picarra, che era nel ruolo di titolare Martinez Boschi al posto di Deval, poi c'è Djugovac e Ferrari nei ruoli di schiacciatori, Monaco libero, Petruzziello opposto e Lalla Borte ovviamente nel ruolo di palleggiatore. Una formazione invece di Don Coleoni. È un po' complicato la nostra posizione leggere i numeri, però ci proveremo sicuramente con l'aiuto di Lorenzo, perché siamo due Lorenzi ovviamente oggi. Sicuramente riusciremo comunque a darvi prova comunque di qualche bella azione, perché sicuramente sul lato tecnico l'allenatore Lorenzo saprà illuminarvi di più. Inizia la partita, Lalla Borte le ha servito sulla numero 5 Manzoni. Tentativo il pallonetto vincente, se non erro, di Michela Gallinozziolli, che fa il primo punto per Pallavolo Don Coleoni. Piatto scordante ovviamente qua con i tamburi. A servizio battuto, ha servito su Monaco, Bortoli attacca Petruzziello, c'è la difesa di Don Coleoni, tentativo in attacco di Manzoni che non è andato a buon fine, prova Djugovac, Murata, Martinez Boschi subito, palla resta nella metacampo Bergamasca, tentativo a pallonetto di Rossi che non è andato a buon fine per la buona risposta in difesa, come è stata quella di Don Coleoni al momento. Poi il Bagher Pinto concede la free ball alla Rotoblas, attacca Ferrari al centro ed è il punto di Camilla Ferrari, 1 pari. Stiamo giocando bene, siamo partiti bene, le vedo convinte e molto convinte. 1 pari quindi adesso, dopo 2 azioni di gioco. Adesso al servizio c'è Linda Djugovac per la formazione di Diego Ficarra. Vediamo Linda che serve in questo momento. Ha ricevuto Manzoni, attacca Manzoni, attacco vincente che supera il muro di Petruzziello e tutto che vale il vantaggio tutto per la Don Coleoni. 2-1 adesso, Matilde Manzoni pronta a servire per la formazione allenata da Alice Bonetti. Ricordiamo che la formazione allenata da Bonetti è al quartultimo posto a pari merito con Argentario e Cabiate a 16 punti, quindi sono punti che servono veramente come il pane per provare a salvarsi. Camilla Ferrari, attacco vincente, 2 pari. La partita sta ancora iniziando, però vedo bene anche l'altra squadra, nonostante che è quart'ultima in classifica, vedo Lorenzo, le vedo comunque giocare abbastanza concentrate. Beh, devo dirti anche che ci sono state squadre che quest'anno sono state nei bassi fondi, però per il gioco espresso comunque non meritano di essere in quelle posizioni. Ovviamente è un campionato molto strano questo della B1, perché hanno tolto un girone e quindi tanti valori di equilibrio sono stati molto più modificati, quindi adesso si nota infatti che ma infatti anche sabato, quando abbiamo giocato con la prima in classifica, che praticamente abbiamo giocato alla pari, comunque chiudere il campionato, tutte possono vincere nel campo di tutte, questo l'ho visto anch'io, perché abbiamo perso con Argentario, qui bisogna far valere il proprio valore nel campo oggi durante tutta la partita. 4-2 il punteggio, al servizio Galizzioli che ha appena fatto anche poco fa l'Ace. 4-2, attacco di Martinez Volskis, 3-4 adesso con Ludovica Martinez Volskis che ha firmato il punto, che al momento ci riporta a una lunghezza di distanza. Al servizio Carlotta Petruzziello, ovviamente purtroppo il palazzetto rimbomba tanto, speriamo che il commento, almeno quando non battono i tamburi, che arrivi in maniera ottimale, perché sennò non si sente tanto bene. Spero che voi riuscite a sentirlo bene. Lalla Bortoli vale la parità, 4 pari Lalla Bortoli. Molto bene, stiamo giocando bene, dobbiamo andare avanti così, stiamo giocando bene. Ovviamente provano anche i tifosi di Don Coleoni a... Ecco, è arrivato il pallone, perché ovviamente abbiamo 2 palloni a disposizione, però ovviamente finché il pallone non ritorna sul tavolo degli arbitri non c'è il cambio. Petruzziello, servizio sul 4 pari. Ha ricevuto Rossi, prova ad attaccare Rossi, però c'è l'infrazione di quarto tocco.
ravvisata comunque dal secondo arbitro, perché ho visto che è lui che ha fatto il gesto di indicare il campo per primo. 5-4, quindi prima volta in vantaggio la Rotoblast nel corso di questa partita. Ancora Petruziello al servizio. Ricevuto Noemi Rossi, palleggio, attacca Mara, Noemi Rossi, un po' di confusione nella metacampo biancorossa, però riesce a rimediare la formazione biancorossa e a metterla nella metacampo bergamasca. Bortoli, attacca Ferrari, sfiorare il tetto, la difesa di Busetti, pallonetto di Rossi, Bortoli, Ferrari in free ball che a momenti diventava un punto, al centro Djugovac, difeso Busetti, attacca Rossi, Djugovac anche con lo tiro del muro, Monaco alza, attacca Petruziello, Busetti, attacca Rossi e c'è l'invasione. Cambio infinito questo, Lorenzo, però 5 pari con grande difesa da parte di entrambi. No, devo dire che anche l'altra squadra sta giocando una pallavolo molto buona. Penso che sia partita un po' difficilina vedendo la partenza del Colleoni, perché stanno giocando veramente da squadra. Ovviamente in un momento così è davvero importante giocare di squadra, pensando che, visto la situazione, è molto delicata per loro, perché perdere altri punti per strada significherebbe retrocessione, dato che ne retrocedono 4. Petruziello, la palla va in rete e credo che c'è il tocco con mani out, quindi è stata appurata. Petruziello 6-5, vantaggio. Adesso vediamo chi ha il servizio di Don Coleoni, se non erro la numero 12, sì, Milani. Bortoli, attacca Ferrari a pallonetto, ripeto proprio Milani, alza Busetti, zona e attacco vincente di Ilenia Cecchi, 7-5, riporta in vantaggio di 2 lunghette, la pallavolo del Coleoni. No, forse stiamo iniziando ad avere un po' di paura, ma penso che sia veramente in questi attimi di partita, ma non dobbiamo avere paura della quadrupla in classifica. Siamo secondi, dobbiamo giocare al massimo. Vediamo il servizio di Milani, arriva l'Ace, Serena Milani, 8-5 il punteggio. Vediamo se Diego, magari guardando un attimo prima la telecamera, magari chiamerà il time out, credo di no. Quindi Serena Milani di nuovo al servizio, poco fa l'Ace che è valso l'8° punto per la formazione bergamasca. Pronta Milani, servizio battuto con l'ausilio del net, arriva un altro ace, questa volta ringrazia il nastro qui e non la ricezione. 9-5, vediamo se Diego Ficara chiama il time out, eccolo qua. Allora Lorenzo, siamo al primo time out, cosa stai giudicando da queste prime battute? Siamo troppo ferme, non facciamo quello che dobbiamo fare, cioè qua bisogna metterci le gambe e noi non siamo molto ferme. Se iniziamo dei movimenti di pallavolo non possiamo vincere stando bloccate nelle nostre posizioni, questo sì. Ovviamente è sempre stata un attimino forse la difficoltà della formazione di Diego Ficara inizialmente, un po' partire a diesel molte volte, poi pian piano che la condizione inizia a venire fuori, a livello mentale ci si sblocca, quindi forse è un inizio così, ma vediamo però, perché comunque la partita è lunga. Ci sta mancando la cattiveria, la voglia, la cattiveria, qui dobbiamo metterci tutto quello che abbiamo. Perfetto, allora 9-5 ricomincia il match. Serena Milani, ancora lei al servizio, poco fa doppio ace, prima con ricezione sbagliata della Rotoblast e poi con il nastro che ha adagiato la palla nella metacampo biancorossa. Tentativo di Ferrari che viene neutralizzato facilmente, poi arriva Balla Bortoli, Buon muro. il monster block si blocca. Silvia, se lo vuoi mettere mettilo, infatti l'ho fermato. No, non lo quindi possiamo parlare? Allora, poco fa il muro, 9-6. Attacca, difende Monaco. Porta un po' lunga Bortoli. Bortoli ancora. Zona, Linda, Djugovac, palla out. Tentato un pallonetto che è andato completamente a fuori. Dicevi scusa sul muro, ti preoccupa?
No, abbiamo fatto un buon muro, adesso dobbiamo rientrare in partita perché siamo un po' fuori partita secondo me. Cioè, ci manca siamo fuori partita. Allora, vediamo l'attacco tentato da Manzoni che però viene neutralizzato dalla metà campo biancorossa. Anche Djugovac viene murata. Attacca Ferrari, ottima la difesa di Milani. Ci prova ancora Manzoni ma viene difeso da Djugovac. Attacca Petrucciello. Ancora Milani. Zona. Chiara Pinto. Ma c'è il muro vincente della Rotoblast con Linda Djugovac. Vale il 7° punto adesso. Ovviamente dobbiamo ancora entrare ancora un po' in partita. Adesso vediamo se questi muri che stiamo provando a fare magari ci iniziano un po' a sbloccare, a scaricare un po' di tensione, un po' di paura. Giudita Romano servito. Milani. Attenzione. Ancora giocabile per la Rotoblast. Attacca Djugovac. Ha difeso Busetti. Milani. Attacca Rosti. Ha difeso Petrucciello. Prova Djugovac. Murata. Bortoli. Petrucciello pallonetto. Attacco vincente. Carlotta Petrucciello. 10-8. Ci stiamo riprendendo, vediamo, stanno rigiocando di nuovo da Volano Volley. Bisogna giocare da Volano, se no c'è difficoltà perché lo stanno giocando veramente bene. Veramente un bel attacco di Petrucciello a pallonetto. Ha difeso, ha servito giù Romano. Prova l'attacco ed è vincente, se non ho visto male, di Matilde Manzoni, scusate. 11-8 il punteggio. Ovviamente ancora lunga la partita, ancora lungo il set. Piatto assordante qui alla Palaterme. Servizio di Cecchi. Palla giocabile. Niente da fare per Martinez Volsky. È riuscita a mandare la palla nell'altra metà campo, però ha passato l'asta e l'asta è out. 12-8. Ancora Ilenia Cecchi. Servizio per Don Coleoni. Djugovac ha ricevuto. Attacca Djugovac Murata con il gomito a non far cadere la palla. Petrucciello attacca ma c'è la difesa di Rossi. Ferrari. Bortoli. Martinez Volsky. E attenzione, ancora giocabile la palla. Ancora Petrucciello a pallonetto. Ha difeso Pinto. Attacco sprecato da parte di Don Coleoni. Vediamo di sfruttarlo con Ferrari. C'è ancora la difesa di Don Coleoni. Attacca. Ci ha provato a attaccare ma ottima la risposta di Monaco che ha disinnescato una bomba di... Ancora giocabile Bortoli. Quasi punto ancora. E quindi finisce qui questa grande azione. Mamma mia, che bomba ha tirato Manzoni. Veramente una partita veramente giocata dalle due squadre al massimo. Anche loro non sembrano certamente quartultimi in classifica, stanno veramente giocando una pallavolo di buon livello. Veramente. Sì, veramente. Manzoni soprattutto in questa azione ha messo a dura prova la resistenza di Monaco, perché veramente ha tirato due belle sberle che Monaco è riuscita abbastanza bene a respingere. Adesso un altro punto di Matilde Manzoni 14-8 punteggio. Andiamo con gli sponsor. Di nuovo in diretta dal Palaterme di Trescore Balneano 14-8. Lorenzo, allora, tanto che sta per cominciare, allora Don Coleoni in questo primo set sembra prendere un po' più il largo. Noi siamo ancora un po' spente forse in questo momento. No, noi soffriamo molto il loro posto 4 perché sta facendo il bello, il brutto e il cattivo tempo. Noi non riusciamo a anticipare il muro, siamo molto spesso in ritardo sui muri.
non riusciamo a dare la nostra forza. Loro stanno giocando, secondo me, la partita della vita, perché perché non potrebbe essere altrimenti questo. Djugovac, attacco vincente, non ci arriva per un attimo Serena Milani. 14-9, il punteggio a favore della formazione di Diego Ficarra, che ci deve provare con le unghie e con i denti a ritornare in partita, perché ovviamente siamo in un momento in cui Don Coleoni, dopo l'iniziale punto a punto, ha iniziato a prendere un po' più in largo. Abbiamo provato con Bortoli con questo servizio. Palla giocabile adesso per la Rotblast, che vediamo se riusciamo a portare la free ball con Petruzziello, ed è punto di Carlotta Petruzziello. 14-10, un attacco di Carlotta, un momento che è veramente complicato per la formazione di Diego Ficarra, però ovviamente non è solo che il primo set comunque, quindi non partiamo già col presupposto che sarà una partita senza punto. Bortoli alza Milani, attacca Manzoni, però dà la risposta del muro, quindi allora ci ha provato Pinto, adesso ci riprova Manzoni, la palla giocabile ancora, la palla tocca il nastro, non tocca le mani del muro. 14-11, quindi infrazione di quarto tocco rischiata contro Don Coleoni. La Rotblast prova a rifarsi sotto adesso ha accorciato il distacco, vediamo se continuiamo su questo trend, che sarebbe molto importante. Comunque il pubblico comunque del Palaterme è bello caldo. Nei momenti dei 15-11 servizio out di Lalla Bortoli. Chiara Pinto al servizio. Bortoli, Djugovac, lunga Djugovac, 15-12. Quindi 15-12. Lorenzo, nonostante tutto, comunque adesso la Rotblast sta cercando di non far scappare Don Coleoni, perché comunque era sotto di 5 punti, si è riportato sotto a 3 adesso. Sì, ma noi dobbiamo stare tranquilli, fare il nostro pallavolo con la massima tranquillità e con la massima voglia. Però dobbiamo stare molto calmi, tranquilli e giocarci la partita con la voglia di vincere. Questo è molto importante, perché loro chiaramente giocano alla morte. Il problema è questo qua. Il problema è di non sottovalutare le partite, anche possiamo dire, che magari dici sono penultime con quasi un piede già in Serie B2 e magari dice la prendiamo, possiamo andare tranquilli, però questo campionato ci ha dimostrato che non c'è nessuna squadra che potrebbe essere da B2, possiamo dire, perché è veramente un girone molto equilibrato. 16-13, allora Ludovica Martinez Volskis, che ha preso il posto della nostra capitana Jessica De Valli. Vediamo un po'. Probabilmente ha chiesto la rotazione Don Coleoni, per quello che ci stiamo mettendo un attimo. Infatti la capitana Milani adesso ha avuto ben chiaro come posizionarsi, quindi può ricominciare la partita. Fischia a Zeni, battuto, e arriva Leis Martinez Volskis. Quindi ace di Ludovica Martinez Volskis con l'ausilio del net. Ha ricevuto Busetti questa volta il servizio. Djugovac difende l'attacco, attacca Djugovac, proprio lei ha difeso Manzoni. Il muro è out. 17-14. 17-14. Poco fa un'altra bella azione da parte di entrambe le formazioni degli attacchi. 17-14. Michela Galizzioli al servizio, batte su Djugovac, Bortoli alta zona Petruzziello, ma è out. 18-14, ritornano 4 le lunghezze di ritardo della Rotblast, che era riuscita anche a portarsi a -2. Michela Galizzioli, ancora lei al servizio. Servizio out. Punto 15 per la Rotblast, che si deve provare.
Carlotta Petruzzello al servizio. Battuto. Forte lunga. Arriva il muro di Milani. 19-15, non sfruttiamo le occasioni che si creano. Lorenzo, non è che ci sta mancando realmente in questo momento, perché comunque in alcuni momenti dobbiamo essere al passo con loro, ma nei momenti che ci perdiamo. Ci sta mancando la voglia, qua ci sta mancando lo sprint che loro hanno. Forse loro hanno più sprint di noi, perché tecnicamente dovremmo fare molto meglio. Ci manca un po' di... Chiaramente a pallavolo, quando la squadra avversaria ti raccoglie tutto, vai un po' nel panico, però noi dobbiamo metterci ancora quello che penso che abbiamo preparato in allenamento, perché secondo me non stiamo giocando la nostra migliore pallavolo sicuramente. Infatti mi sembra un po' di rivedere, se non un po' meno per Iero ma più per la testa, la partita un po' di quella che abbiamo giocato proprio con l'Argentario. Arriva l'invasione della Rotoblast, che vale il 20° punto per la pallavolo Doncoleoni. Allora intanto servizio a favore della Doncoleoni, che ci sta provando a prendere ancora più break in questo momento. Ferrari ci prova, ma trova pronta Manzoni. Poi l'attacco è vincente. Sì, veramente stiamo facendo, è un po' brutta da dire così, ma ci stiamo veramente, io sto veramente rivedendo un po' a livello mentale forse la partita con l'Argentario. L'invasione di Lalla Bortoli. 22-15. Forse ci sta anche un po' mancando la testa, secondo me. No, dobbiamo forse giocare più di testa. Siamo perse veramente con la testa, non con la tecnica, più con la testa che con la tecnica. Infatti è quello che stavo dicendo, che sto rivedendo un po' quella che è stata la partita con l'Argentario al ritorno poco fa. Camilla Ferrari in pallonetto, riprende il servizio. I set da giocare sono comunque tanti. Tanto Doncoleoni ha richiesto l'intervento della Mappers per asciugare il sudore che è caduto sul parquet. Questo è già un parquet da pallacanestro, infatti non è il classico Taraflex da pallavolo. Ferrari al servizio, battuto, ha ricevuto Busetti. Milani alza zona Rossi, Ferrari in difesa, subito Giuditta Romano 17-22. Ci proviamo adesso, ci stiamo provando a riaccorciare le distanze. Ovviamente adesso il distacco, comunque vedendo che Doncoleoni comunque è abbastanza vicina, comunque è un po' lunghetta, però mai dire mai nella pallavolo. Ho visto anche dei recuperi veramente clamorosi parlando di altri campionati. Difeso Monaco, Bugovas attacca, via anche un po' del muro difeso Milani. Busetti ci ha messo una pesta Bortoli, attacca Giugovaz, pallonetto, Bortoli a salvare, attacca Giugovaz in mezzo al muro, la palla è in campo. 18-22, Linda Giugovaz. Proviamo a riavvicinarci, vediamo se adesso l'allenatrice chiamerà forse il suo primo time out. Eccolo qua. Allora Lorenzo, 4 punti sono il distacco da recuperare in questo momento. Dopo essere andati a -2, adesso a -7, poi adesso abbiamo recuperato. Vediamo se adesso la Rotoblast magari è scattata la molla. Qualche palla sporca, qualche giocata. Bisogna iniziare a giocare con qualche palla sporca, con qualche attacco meno scontato, perché la squadra di là è molto buona. Nonostante il quart'ultimo posto, dico, perché sono quart'ultimi e non capisco come mai. Però ho visto tante partite che vanno volley. Devo dire che il campionato è veramente livellato. Dobbiamo iniziare a giocare con qualche pallone sporco, che forse fa meglio spostarle, farle muovere di più dall'altra parte, perché tiriamo forte, queste qua le prendono.
Perfetto, grazie per grazie per questa analisi. 22-18 il punteggio. Ancora Camilla Ferrari al servizio. Battuto. Ricevuto Busetti. Milani. Attacca. Ci ha provato a attaccare Pinto. Jugovac. Linda Jugovac. 19-22. Prova ad accendersi il pubblico di Trescore, perché adesso sta vedendo che forse la tua formazione sta iniziando un po' a mollare un attimo, come si dice, a mollare la corda, perché La pallavolo è uno sport psicologico, appena si molla un attimo. servizio battuto su Monaco l'attacco, ma ha difeso Ferrari. Mamma mia che difesa di Milani. Attacca Rossi, passa l'attacco di Noemi Rossi. 23-19. Si chiude qui un buon break comunque della Rotblast, che questo ci possa essere comunque d'aiuto per l'inizio del secondo set nell'eventualità. Loro stanno difendendo tantissimo. Servizio battuto da Noemi Rossi. Palla difficilissima da attaccare. Pallonetto messo in zona dove non c'erano giocatrici della Rotblast. 24-19, quindi c'è il set ball a favore di Don Coleoni. Servito battuto da Noemi Rossi. Jugovac. Bortoli. Giuditta Romano. Nulla al primo set ball a Don Coleoni, quindi 20-24. 20-24, allora Giuditta Romano al servizio, ancora palla a set per Don Coleoni. Vediamo Giuditta. Ricevuto Manzoni, attacca Manzoni, murata da Martinez. Volskis però è giocabile. Bortoli. Si impegna in rete l'attacco di Martinez Volski, peccato. 25-20, primo set a favore di Trescore Balneario. Andiamo con gli sponsor e torniamo per l'inizio del secondo set.
Di nuovo in diretta dal Palaterme di Trescore Balneario. Insomma, il primo set si è concluso per 25-20 a favore di Trescore. Lorenzo, il giudizio su questo primo set? Ma il giudizio è che noi non facciamo quello che dobbiamo fare. Loro stanno facendo difese a spada tratta e noi non facciamo quello che dobbiamo fare. Noi dobbiamo essere più veloci a ricevere meglio e giocare a pallavolo un po' più veloce e un po' più convinta. Quello sì. Perfetto, allora inizia il set con il servizio di Ilenia Cecchi. Murata, Camilla Ferrari. Primo punto per Trescore Balneari. 1-0 il punteggio nel corso del questo inizio di secondo set. Tanto qua volano via manetta. Non ho capito, scusa. Niente, era una battuta. Infrazione di quarto tocco. 2-0 partita con un doppio errore la Rotoplat. No, è partita come... non siamo convinte, cioè queste partite qua si vincono la convinzione, loro sono solo più convinte di noi. Sono certamente più forti di noi, ma sono più convinte. La pallavolo è uno sport dove la testa conta quasi come le gambe e le braccia. 2-1 allora il punteggio con questo servizio out di Ilenia Cecchi che ci permette di servire il primo pallone del set. Prova ad attaccare Galizzioli. Ancora un'opportunità, questa volta con Mandoni a difeso. Ci ha provato Petrustiello. 3-1 il punteggio. Chiara Pinto al servizio. 3-1. Bortoli. Petrustiello. Brava Carlotta. 3-2. Secondo me questo è stato un attacco pensato perché dava quasi l'idea di dire la metto al fondo campo, invece l'ha appoggiata lì adagiandola. Questo è stato ferme loro. Probabilmente non se lo aspettavano neanche, probabilmente se lo aspettavano più. Bello il servizio di Camilla Ferrari qua. È stata anche buona la risposta di Don Colleoni. Palla in campo. 4-2 il punteggio, Don Colleoni. Matilde Mandoni al servizio. Sul 4-2. Battuto il servizio. Palla invaso Bortoli. 5-2. Partita molto difficile. Forse Diego potrebbe chiamare un cambio perché mi è sembrato di averlo visto girarsi verso la panchina. Bortoli. Ferrari. Non c'è il tocco a muro. 6-2. Pallavolo Don Coleoni. Time out allora. Penso partito malissimo questo primo set. Poca convinzione. Veramente male, sempre male. Non riusciamo a esprimerci. Non riusciamo a fare la pallavolo che Volano sa fare. Che certi errori Volano non deve fare perché non sa giocare in questo modo, deve giocare come sa giocare. Adesso la domanda che ti pongo potrebbe essere un po' critica. Secondo te il sapere che forse Volpiano ha già perso 3-0 magari può averle un po' a livello mentale, forse un po' fatto prendere sotto gamba la partita? Non penso, perché non penso. Però loro stanno esprimendo, secondo me, io l'ho visto anche l'andata, una pallavolo veramente buona. Noi lo stiamo giocando da Volano. Se Volano non gioca da Volano, la potenzialità è enorme. Servizio di Mandoni e arriva l'ace. 7-2. Mamma mia, Don Coleoni veramente facendo, c'è da dire che non è solo dei meriti che bisogna anche riconoscere, non è solo dei meriti di Volano ma anche meriti di Don Coleoni che comunque sta vedendo in campo quello che vuole. Palla in campo. 7-3. Ovviamente Bonetti, l'allenatrice di Don Coleoni,
gira il polso per dire lasciamo, andate tranquille, è solo un punto. Anche da questi gesti ovviamente si dimostra magari la tranquillità. Giuditta Romano, servizio in rete, 8-3 il punteggio. Partita veramente difficile oggi per la nostra formazione, perché a livello di gioco mi viene da dire un po', forse più mentale, ecco, scusate. E Galizioli, servizio su Ferrari, Bortoli. Ugovas ha attaccato, scusate. Palla compatta. 9-3 il punteggio. Ora Galizioli al servizio. Ugovas, Bortoli. Non ci arriva Martinez Boskic. 10-3. Mamma mia, questo secondo set che tanti errori e Trescore sta veramente prendendo il largo. Forse non capisco perché Diego non chiama il secondo timeout. Un gioco da stai vedendo realmente in campo. Una presa tremenda per mal, però non stiamo facendo niente. Praticamente siamo fuori dal campo. Ancora ha sbagliato un attacco, questa volta con Petrucchiello 11-3. Forse adesso Diego chiamerà il timeout perché 11-3. Sembra di giocare a classifica invertita, loro secondo, noi quartulti. Sembrerebbe di sì. Stavolta Don Coleoni ci gratta con questo servizio che manda out. Sì. Pronta la porta del servizio, battuto deve Andoni, Milani, attaccano Emi Rossi, palla è in campo, 12-4. Pronto il timeout, sponsor. Nuovo in diretta dal Palatermine di Trescore Balneario in provincia di Bergamo. Siamo 12-4. Mi piacerebbe dirvi a favore della Rotoblast, ma è per i Don Coleoni. Servizio battuto su Jugovac, attacca Jugovac. Vado a toccare l'asta. Sì, ha toccato l'asta, 13-4. Servizio, Milani, Monaco, Bortoli, attacca Linda Jugovac. Quinto punto per la Rotoblast, che deve assolutamente cercare di entrare in partita perché veramente, se no, perché adesso è un distacco davvero notevole per essere solo neanche la prima metà di secondo set, perché 8 punti sono tanti dopo 18 azioni di gioco. Milani, pallonetto tentato da Cecchi, ancora Cecchi, a muro praticamente nullo, a muro praticamente zero, 14-5. Liberissima di tirare Cecchi. Qua bisogna muoversi in campo. Non si muovono, difficilmente vinciamo. E poi abbiamo la possibilità di vincere la partita, questo non c'è un problema, non la vedo un problema. Però bisogna andare in campo con la voglia. Attacca la difesa di Monaco. Ci prova per Tuziello, Murata. 2 volte non ho capito bene questa azione. Ferrari
Invasione di Don Coleoni. Allora intanto vi do i risultati sugli altri campi. A poco il volley, Legnano ha perso anche il secondo set 24-26, quindi Club Italia si porta su 2-0. Palla in campo, Ace. Quindi punto della Rotoplas. Allora dicevo 2-0 per il Club Italia. Clerici autocambiate ha vinto il primo set 25-17. Queste sono le due partite che stanno giocando in contemporanea con la nostra. Alto Ace, Martinez Volsky 14-8. Deve provare la Rotoplas, ovviamente. Milani. Attacco vincente. Matilde Manzoni. 15-8. Pronta Secchi. Ugo Vatte riceve Bortoli. Zona Petruzziello. Lo difeso Milani. Ci ha provato Manzoni questa volta ad attaccare. Petruzziello. Ce la fa Petruzziello. Punto nono per la Rotoplas. Allora 15-9. Ovviamente c'è ancora, non è che si dice, c'è tanto ancora da giocare. Op, la Ferrari ha difeso aveva difeso Manzoni. Ferrari difeso questa volta Rossi. Attacca Manzoni. Giugovas anche con l'ausilio del muro. Petruzziello. Carlotta Petruzziello 10-5. Prova a rifarsi sotto la Rotoplas. Adesso ha accorciato le distanze. Ovviamente sono ancora tante le lunghezze, però non ci devono provare. Petruzziello il servizio. Ace Carlotta Petruzziello. Lorenzo Portaletto. È un momento in cui comunque la Rotoplas sta togliendo le certezze a loro. Cioè, sta togliendo certezze a loro. Sì. Che forse deve essere questa la chiave, perché nel momento in cui togli certezza a loro magari loro sono in fiducia. Loro sono molto in fiducia. Però se riusciamo a togliere le certezze, chiaramente il valore tecnico delle due squadre è indubbio. Qui Bonetti non si è intesa con le giocatrici, infatti ha fatto praticamente da scudo all'ace di Carlotta Petruzziello, che porta fino a 3. Servizio questa volta su Rossi. Manzoni passa l'attacco. Bell'attacco di Manzoni. Viene qui un ottimo break della Rotoplas. Detto Chiara Pinto, battuta. Battuto. Ricevuto. Giù con forte lunga. Giocabile ancora. Difeso Monaco con l'ausilio anche del muro. Ferrari. Difeso Busetti. Ci ha provato e riesce Galinzioli a chiudere l'attacco. 17-12. Servito battuto da Pinto. Jugovac in rete. 18-12. Allora Ace. Tornata a avere certezze Lorenzo Don Coleoni e ha ripreso il break. Un po' ritornate nel baratro. Non c'è tanto da commentare. Chiesto un cambio, esce Linda Jugovac, entrerà Svetlana Longa se vedo bene. No, Lara Ronza entra. Ovviamente non avendo Aurora Pergem, che è ancora in congedo studio,
Gioca Lara Rons. No, devo dire che la Ross in difesa e ricezione il suo lo sa fare. Dopotutto lei, sia con la giovanile che comunque con la squadra, è il secondo libero, lei sarebbe. Quindi Rons alza, zona Ferrari. Musetti. Cioè, comunque noto che Manzoni, oltre a riuscire ad attaccare con tanta potenza, riesce comunque a indirizzarla proprio nelle zone in cui le mani sono aperte. Entra De Valle adesso per Giudita Romano. 20-12. Pronta Pinto. Monaco ha ricevuto. Bortoli. Ferrari Murata. Ancora giocabile però. Passa l'attacco ma c'è la difesa di Petrucciello. Ferrari. Provato l'attacco. Manzoni. Col mani out. 21-12. Mamma mia. Niente la rotazione perché ovviamente Diego Piccarra ha già usato tutti e due i time out, quindi sicuramente servizio su Monaco. Bortoli va palla resta a metà campo. Massimo vantaggio del Don Coleoni, che prende addirittura 10 punti di vantaggio. Non era mai successo in questo. E allora Diego fa entrare tutte le riserve. Scusate, è brutto aver detto il termine riserve. Scusate, Martina Bortolotti e Svetlana Longa prendono il posto di Petrucchiello e Bortoli. Ovviamente il set non ha più nulla da dire. Tre che ormai è a 3 punti dalla vittoria. Quindi ancora 3 score che veramente sta veramente dominando. Lorenzo, 11 punti, veramente un dominio totale. No, non ci stiamo, soprattutto non ci crediamo, non ci credono tutti. Poi bisogna andare in campo con la cattiveria, non con la pensando di essere chissà chi. Noi non ci crediamo, cioè non può la 14ª classifica attaccare e la seconda non attaccare. Si hanno toccato tutti i palloni a muro, si toccano, tutti. Dopo loro stanno facendo, secondo la mia visione, per della vita, però. Bortolotti, palla difficile. 24-12. No, ma adesso bisogna cancellare 2 set, ripartire da zero con la voglia. Secondo me la possiamo ancora portare a casa, non è che. Dipende però se si entra con la voglia, ovviamente, perché se si entra così è un po' brutto da dirla pesantemente. Ovviamente questa impressione di quarto tocco è brutta da dirla così, ma se si gioca così con tanta paura e con poca voglia si rischia tanto. Veramente, cioè allora Ivano sta facendo, da quando lo vedi la più brutta partita della stagione, sicuramente, perché non sta facendo praticamente nulla. Bisogna essere anche sinceri. Però loro stanno facendo la partita della vita dall'altro canto. Pronta Ferrari al servizio. Tutto su Rossi. Manzoni. Momento MVP dell'incontro. Bortolotti. Invasione di Bortolotti. Chiude qui il set. 25-13. Sponsor, ritorniamo per il secondo set.
Di nuovo in diretta dalla Pala Termini di Trescore Balneario. È veramente oggi abbiamo giocato 2 set veramente non al nostro livello, ecco. Purtroppo abbiamo un po' rivisto forse a livello mentale davvero forse la partita contro l'Argentario, che è stata forse la peggiore dell'anno, ma qui veramente stiamo arrivando a livelli ancora più superiori. Allora stiamo un attimo ricomponendo qua, terzo set, e pronto il primo servizio con l'Alla Bortoli. Ovviamente o la va o la spacca per la Rotoblat, perché è sotto di 2 set, o vince tutti i prossimi set o qua rischiamo di tornare a casa, ma come si dice nel gergo dei giochi a quiz, a mani vuote. Allora, servizio di attacco di Petrucciello tentato, ma c'è la difesa di Rossi. Manzoni attacca. Lì. Primo punto per la formazione di Trescore Balneario, che firma il primo punto. Chiara Pinto al servizio. Giugova è arrivata Monaco. Giugova attacca, difeso Pinto, provato, è restata nella metà, è tornata nella metacampo biancorossa, anche un po' di fortuna. Ah no, ma che fortuna, ma veramente punto della rotola. Mamma mia, Lorenzo, quasi anche la fortuna a momenti che... No, questo può essere il punto della svolta secondo me, perché questo può darci tanto, questi punti qua danno tanto alla squadra che è in sofferenza. Poi tra l'altro stavo dicendo che, vedendo in che modo Don Coleoni stava per far punto, dicevo che qui oltre alla loro bravura stava arrivando anche la fortuna. Ma a pallavolo chi è davanti ha fortuna, chi è dietro ha sfortuna. Però io non credo nella sfortuna, cioè, se vorranno fare brano lo portiamo a casa lo stesso, sapete qua. Arriva l'ace della Rotoblast e possiamo dirlo dopo 3 set, primo vantaggio ufficiale. Linda Giugovac al servizio, prova a accendersi anche un po' il pubblico bolanese che è venuto a tifare. No, dobbiamo accendere la spina. Petrucciello la rimette nella metà campo. Qui però il muro era abbastanza spaccato. Monaco ci ha messo la e non si chiamano la palla qui, pericoloso qua, perché si è rischiato il quarto tocco. Monaco veramente, cioè, a livello difensivo le sta... Ci sono state delle palle che veramente mi chiedo come abbia fatto a disinnescarle. Sta mancando troppo i muri di posto 4. Sono veloci a posizionarsi bene con le mani nei muri di attacco da posto 4. Infatti ho visto anche che poco fa il muro addirittura era aperto e Monaco veramente ci ha salvato. E invece il muro di Don Coleone è bello chiuso e compatto, con Michela Galizioli. 3-2, vantaggio Don Coleone. Su Monaco, Bortoli, Petrucciello, difeso Busetti, ha difeso Petrucciello, ha difeso col muro, 3 pari. Adesso la nostra capitana, che adesso è diventata ufficialmente, entrata ufficialmente nello starting 7 di questo terzo set, De Val. Battuto. Monaco con tutte le difese che ha fatto. Camilla Ferrari 4-3. Tanto sto guardando, Monaco si è fatta mettere un po' di ghiaccio spray sul bordo, vuol dire che le bombe che ha ricevuto veramente erano veramente tirando dure. da 4, Dato una gran murata di Camilla Ferrari che riporta in vantaggio la rotula. De Val al servizio.
Ha ricevuto Rossi. De Val al Steinbacher. Petruziello. Carlotta Petruziello. 5-3. Vediamo se iniziamo a fare il volano adesso. Bisogna iniziare. Penso che abbiamo ancora De Val. Un altro buon servizio di De Val. Palla in campo di Don Coleoni. L'ho visto bene con Manzoni. Ancora lei credo. 4-5. Momento MVP dell'incontro sicuramente. Matilde Manzoni. Michela Galizzioli. Adesso lei al servizio. Va tutto su Jugovas. Ferrari. Prova ad attaccare Rossi. E tocca la rete. Martinez Boschi. Parità di nuovo. 5 pari. Ancora Galizzioli al servizio sul 5 pari. Nel corso del terzo set. Jugovas ha ricevuto Bortoli. Palla out. Vantaggio di nuovo per Don Coleoni. Palla era nettamente out. 6-5. Servizio su Jugovas, Bortoli. Ferrari. Sarà arrivata Noemi Rossi. Dai pari. Queste, come dicevi tu, Lorenzo, sono le convinzioni, perché comunque Noemi Rossi, nonostante la palla era, nonostante era ormai imprendibile, lei comunque è andata a provarci e loro lottano, noi non lottiamo. Poco da fare. Petruziello. Servizio su Manzoni. Attacco vincente di Cecchi. 86. Allora, Serena Milani. Jugovas. Palla lunghetta. Passa però Bortoli. Bortoli. Martinez Boss. Hit. Parità di nuovo. 7 pari. Pronta Camilla Ferrari su 7 pari. Servizio di Ferrari. Attacco vincente. Noemi Rossi. 8-7. Vantaggio di nuovo per la pallavolo Don Coleoni. Ovviamente adesso sembra andare un po' punto a punto al momento la partita. Quindi al momento ace. Tempo di dirlo. Tempo di dirlo. Ma doppio prende un break. La formazione di Don Coleoni. Quindi è arrivato l'ace di Noemi Rossi. Due punti consecutivi per la giocatrice di Don Coleoni. Palla in campo. Bisogna comunque crederci. 9-8. Anche se è veramente difficile in questo momento. Forse invertire la tendenza in questo momento. Basta crederci, non è. Martinez Voskis. Quindi ha tolto Giuditta Romano in maniera, in questo momento,
Lenia Cecchi al servizio. 10-8 il punteggio. Linda Djukova, passa l'attacco. Chiara Pinto è entrata in ritardo a muro, e quindi è stato un po' più semplice per Djukova attaccare. Conta Lala Bortoli. Battuto su Bortoli. Linda Djukova. Adesso gli attacchi di Linda si iniziano a vedere, infatti. 10 pari. Punta Bortoli. Buono il servizio di Bortoli. Sarà free ball. Truzziello. Torna in vantaggio la Rotoblast. Ottimo break qui. Break di 3 punti da parte della formazione di Diego Ficarra, che riporta in vantaggio le biancorossi in questo terzo set, che ovviamente è il set della Olavalla spacca. Ecco, non mi veniva il termine. Servizio ancora di Bortoli. Manzoni. Ha provato un po' a pallonetto. Petruziello. 12-10 Carlotta Petruziello. Insomma, direi, Lorenzo, che qua abbiamo fatto un ottimo break, perché eravamo sotto di 2 punti e adesso siamo sopra di 2 punti. Se il volano fa il volano, il volano deve fare il volano, deve giocare con la pallavolo che sa fare. Ancora Bortoli al servizio. La difendo proprio Bortoli. Ancora giocabile. Ferrari. Passato l'attacco. Si rifà un po' sotto adesso Don Coleoni, -1 adesso. Chiara Pinto al servizio. Servizio su Monaco. Bortoli. Ferrari, pallonetto difeso Milani. Provato l'attacco Pinto. Dunque va. Troppo complicato. Di nuovo parità, 12 pari. Murata da Serena Milani. 13-12. Nuovo vantaggio per la pallavolo Don Coleoni. Ricevuto Djukova. Ma queste sono difficili. Non ha toccato. Djukova. Vabbè. Non era prima, l'abbiamo fatto adesso. Comunque non lo so se ha toccato, perché magari io non l'ho vista bene, perché era un po' più... L'ha preso. Ok. Sì, probabilmente mi ha fregato il palo, la protezione, perché ero sguardo basso. 13 pari. Battuto. Ha ricevuto Noemi Rossi. Attacca Galistioni, però mamma mia, ancora Monaco. Out. Mani out. Sì, è mani out. 14-13. Però devo dire, ecco, se posso dire una prestazione positiva di oggi è Isabella Monaco, che nonostante tutto le difese, soprattutto quelle belle potenti, ci ha messo... Facciamo molta fatica per il serramento a muro, perché non possono attaccare sempre, quasi sempre con la palla. Attaccano la palla scontata in 4.
Devo pressionare a muro per murare, Infatti il muro è mancato tanto oggi, infatti. Effettivamente se il libro sta giocando la partita è perché il muro non è posizionato in modo... Infatti per quello dico che forse una delle note positive, forse poche, se non forse l'unica, è proprio è Isabella Monaco. 15-14 perché non c'è il tocco a muro. Di nuovo in vantaggio la palla volo Don Coleoni. Servizio. Violato il tetto, il servizio di Manzoni. Camilla Ferrari, 15 pari. 15 pari il punteggio. Ovviamente la partita è molto... non era come ce l'aspettavamo sicuramente. Purtroppo. Allora Deval al servizio. Fa tutto. Porta doppia qua. Nuovo vantaggio Don Coleoni. Abbiamo il servizio di Galizioni. Ferrari un po' in controtempo, infatti ha dovuto un po' indietreggiare. Passo all'attacco. 17-15 punteggio. Quindi doppio adesso ho preso 2 punti. La formazione di 3 score adesso. Ancora Michela Galizzioli al servizio. Ti complicato qua. Ricezione. Giocabile questa palla per Don Coleoni. E infatti la sfrutta. Con arriva il time out sponsor. Di nuovo in diretta dal Palatermini di Trescore Balneario. Siamo 18-15 a favore di Trescore Balneario qui al... Sì. Però la nota ancora più negativa è che purtroppo siamo sotto 2-0, quindi stiamo anche perdendo questo terzo set che forse in virtù anche della sconfitta di Volpiano è un risultato molto deludente. 16-18, ovviamente non è finito il terzo set, però per come si sta vedendo la partita. Allora 16-18, ancora metto il trucchiello il servizio. L'attacco è out, non c'è il tocco a muro e la palla è out, quindi 17-18. Lorenzo deve avere fiducia. Ma io quando iniziamo a vedere i spettri io vado ancora più in negativo. Martinez Boschi 18 pari. 18 pari, quindi il time out che possiamo dire è riequilibrato il set, possiamo dire, dopo, visto che dopo 36 azioni siamo 18 pari. Ha difeso Monaco, Bortoli, Ferrari, ha difeso Manzoni, cattivo di Rossi, adesso ci prova Ferrari, è vincente. Legna Cecchi, se ho visto bene. 19-18.
Allora, Serena Milani in servizio sul 19-18. Martinez Boschi, Murata, Monaco ha rimediato, però ha ancora un'opportunità. (20-18). Ferrari, Usetti in free ball, ancora Ferrari, Camilla Ferrari 19-20. 19-20. Camilla Ferrari al servizio. Ricevuto Busetti, Rossi a difeso Ferrari, Bortoli, Djugovac con il tocco che non c'è. 21-19. Rossi al servizio. Djugovac ha ricevuto. Martinez Boschi a pallonetto, Martinez Boschi 20-21. Dobbiamo provarci. L'ultima palla. Servito out. 22-20. Pronto al servizio di Lenia Cecchi su Djugovac. Djugovac attacca col tocco che neanche fa. Non ci siamo proprio. 23-20, time out. Lorenzo, ormai siamo quasi all'epilogo di questo set. Adesso stiamo un po' facendo prendere dal nervosismo. Ci sta andando tutto male, ma come dice Lorenzo, ormai siamo nervosi e siamo non più convinti di vincere. La pallavolo non c'è lo scontro fisico, devi essere convinta con la tua testa di vincere. Se non giochi con la tua testa, con le tue gambe, le altre non ti regalano niente. E qua loro stanno facendo la partita della vita, questo è vero, diamo alto che loro stanno facendo la partita della vita. Io infatti dicevo nervosismo soprattutto perché vedo Djugovac che continua a chiamare dei tocchi che non c'erano. No, ma i tocchi non c'erano. Però questo è il sintomo che non siamo concentrati, non siamo vogliosi, non siamo in partita. Servizio su Djugovac, Bortoli, Ferrari attacca. Però ci dobbiamo comunque provare fino alla fine. 21-23, Camilla Ferrari, che poi è arrivato a questo punto. Alla Bortola del servizio. È difficile in ricezione Don Coleoni. Palla giocabile per Monaco. Adesso ci prova Petrucciello. Passa l'attacco Carlotta Petrucciello. 22-23. 22-23. Pronta Bortoli, ancora lei al servizio. Alla Bortoli. Servizio battuto. Difende Petrus. Ancora ha difeso Monaco. Djugovac, anche Busetti difeso. Forse pensare a una palla un po' più facile da giocare. Vediamo se la sfruttiamo con Ferrari. No, impegno in rete. 24-22.
È il match ball per la Trescore Balneario. Servito in rete, 23-24. Primo match ball è andato. Ovviamente questa è l'ultima chance. Allora chiamano il time out sponsor. Nuovo in diretta al Palatermini di Trescore Balneario, 24-23. Ancora un altro match ball a favore di Don Coleone. Ovviamente la Rotoblast, se perde questo punto, ha aperto anche la partita, perché ovviamente sta perdendo 2-0. Linda Giugova sperando di non sbagliare il servizio. Finisce qua. Michela Galizioli chiude la partita, 3-0 per la pallavolo Don Coleoni, che vince con grande merito questa partita. Allora, un attimo solo. No. Allora, stavo aspettando per rimano in core. Allora, Michela Galizioli ha chiuso il set, ha vinto Trescore Balneario per 3-0. Lorenzo, ti lascio a te il commento finale sulla partita e il tuo giudizio finale. No, ma la prestazione del Bologna è stata negativa, quello non c'è dubbio. Dobbiamo anche essere sinceri, loro hanno fatto veramente la partita, cioè vedendole giocare sembrano loro secondo in classifica, noi in quart'ultimo. Ma poi è chiaro che quando giochi per la salvezza metti in campo che è quello che non hai. Noi forse non abbiamo avuto la voglia di credere, cioè l'ambizione di dire siamo noi le seconde in classifica e dobbiamo vincere. Loro invece hanno lottato veramente da squadra seconda in classifica, ecco, no? Non sono quart'ultime, veramente. Io invece la cosa che ci tengo a dire è che purtroppo avevamo una grande occasione oggi di andare secondi da soli e purtroppo non l'abbiamo sfruttata come potevamo, e purtroppo questo restiamo a 40 punti a pari merito con Volpiano, che vi ricordo aveva aperto per 3-0 contro Santena. Allora io ringrazio Lorenzo Raffaelli per il commento tecnico, spero di cuore in un futuro di poter ritornare a commentare le partite col commento tecnico. Grazie Silvia Briani e Anna Berlofa per la parte tecnica. Da parte di Lorenzo Minacapelli è davvero tutto. L'appuntamento è sabato prossimo alle ore 20:30 all'Arena Biancorossa contro la Libellula Banca CRS. A tutti voi l'augurio di una serena notte.